Vogliamo adesso rivolgerci alla parola di Dio. Questa mattina leggeremo un solo verso, si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9 è il verso 9. Un solo versetto, in realtà una sola parola che, pur essendo una singola parola, è densa di significato. Ha parlato al mio cuore e prego il Signore che parli al cuore di tutti quelli che stanno ascoltando. Così leggiamo in Matteo capitolo 9 dal verso 9. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Lo rileggo. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Una parola breve, un invito perentorio di Gesù. Poche parole, nessuna presentazione, nessuna premessa, nessun tentativo di catturare l'attenzione di quest'uomo, nessun addolcimento di parole, nessun timore di essere frainteso da questa parola così diretta. Una sola parola: seguimi. Così, un invito, lanciato così, senza alcuna preparazione, caduto, mi verrebbe da dire, dal cielo. E questo non è sicuramente inadeguato come espressione. Seguimi. Gesù incrocia Matteo, raggiunge il suo orecchio con la sua voce e gli dice una sola parola: seguimi. Così breve, eppure così capace di dire tanto, dire tutto della vita di Matteo, perché questa piccola parola era l'unica parola di cui Matteo aveva bisogno. È la parola che svela il vero e segreto bisogno del cuore di quest'uomo, che sicuramente era alla ricerca di qualcosa, era alla ricerca della verità, era alla ricerca del Messia, era alla ricerca di un Salvatore. E non aveva bisogno di qualcuno che giustificasse le sue azioni o spiegasse la sua condotta. Aveva bisogno soltanto di quella parola. E puntualmente Gesù arriva con la parola giusta. Questa mattina, per ognuno di noi, Gesù non spende molte parole, ma Lui conosce l'unica parola che è la chiave del nostro cuore. E pronunciando quella parola Lui è capace di fare breccia, metterci con le spalle al muro e farci comprendere che Lui conosce nel segreto ognuno di noi. Una parola per Matteo fu efficace, sufficiente per cambiare tutta la sua vita. E così, come abbiamo letto, senza altri preamboli, c'è una risposta chiara da parte di Matteo. È una risposta senza cerimonie, è una risposta senza tentennamenti, senza temporeggiare, senza se e senza ma. Alla parola seguimi. Dice così Matteo, ed è la sua testimonianza diretta, è lui che scrive questo Vangelo, quindi lui sta raccontando la sua storia. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Non aspettò 10 minuti, non chiese che cosa mi vuoi dire precisamente, non gli disse ma se mi permetti di fare questo allora ti seguo, se non mi permetti non lo faccio. Nulla di tutto questo, una risposta chiara. Mi chiedo se ancora oggi il Signore può incontrare dei cuori che sono capaci di dare una risposta senza tentennamenti al suo richiamo, al suo invito, al suo ordine. Purtroppo constatiamo sempre più spesso che non è così. Diventa sempre più difficile trovare delle persone che si arrendono così liberamente alla grazia di Cristo, che non fanno questioni. Ancor più triste è incontrare credenti che alla chiamata del Maestro a seguirlo, ad andare dietro di lui, a servirlo,
ci sono sempre dei se, dei ma, si prende tempo, ci sono sempre delle condizioni. Dio non merita alcuna condizione. Ormai ci stiamo abituando in queste settimane alle condizioni, condizioni per stare insieme, condizioni per fare delle riunioni, condizioni per aprire delle attività, condizioni per lavorare, condizioni per incontrare i cari. Tutto ha delle condizioni, ma non deve funzionare così con la chiamata del Signore. Matteo si alzò, piantò di netto tutte le sue attività, piantò quello che stava facendo, che era importantissimo per lui fino a quel momento, perché quando viene la parola del Signore tutto quello che veniva prima perde di importanza, perché la parola del Signore è la parola più importante per noi. Matteo si alzò, lasciò tutto e seguì il Signore. Voglia il Signore che ci siano tra noi cuori che lasciano tutto, che non fanno questione, che non chiedono al Signore quali sono i prezzi da pagare, quali sono i benefici da ottenere, se la chiamata del Signore è in linea con quello che è la nostra idea, ma si alzano e seguono il Signore, ubbidiscono, fanno la volontà di Dio, con mansuetudine, con grande desiderio, in una grande dimostrazione di vero amore e vera consacrazione. Così Matteo si alza e segue Gesù. Ma la parola di Gesù, questo seguimi che rivolge il Signore a quello che diventerà il suo discepolo, è una parola diversa dal seguimi che ricevette per esempio Pietro o Andrea o Giovanni o Giacomo quando il Signore li raggiunse al porto dove c'era la barca e li chiamò a essere pescatori di uomini. Anche loro ricevettero la parola seguimi, ma non è lo stesso termine. Il termine che Gesù rivolse a Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni è un venite dietro a me, mentre a Matteo rivolge una parola che è diversa, un termine che è molto più coinvolgente. Gesù non stava chiedendo soltanto a Matteo di andare dietro a lui. Pietro userà la parola usata da Gesù quando lo chiamò a seguirlo nella sua epistola dicendo andiamo dietro a Gesù seguendo le sue orme. Ma qui il seguimi che Gesù rivolge a Matteo e che rivolge a noi questa mattina è di natura diversa. Gesù sta chiedendo a Matteo di dargli la sua vita. È un seguimi che ha un coinvolgimento maggiore, è di più che semplice andare dietro. Gesù sta chiedendo la vita intera di Matteo. Gesù sta chiedendo a ognuno di noi questa mattina la nostra vita, sta chiedendo il nostro cuore. Gesù sta invitando ognuno di noi che siamo qui davanti a questa parola a seguirlo in una piena e totale consacrazione che riguarda tantissimi aspetti della nostra esistenza, riguarda tutto il nostro cuore, riguarda tutta la nostra vita. L'invito di Gesù è seguimi dovunque, in ogni luogo, in ogni situazione, in ogni circostanza, seguimi dovunque. Quando il Signore si rivolse a Matteo con quella parola, Matteo era un uomo che seguiva le direttive del popolo romano, le direttive dei romani che l'avevano impiegato per raccogliere le tasse. Era un uomo che aveva seguito quindi altre guide, altri capi, ma da questo momento Gesù gli dice lascia tutte le tue guide, lascia tutti i tuoi punti di riferimento, lascia tutti quelli che fino adesso ti hanno guidato e lasciati guidare da me. Seguimi dovunque. Non è più questione tua decidere dove andare e dove non andare, la questione adesso è che tu ti lasci guidare da me, che tu mi permetti di indicarti le deviazioni del tuo cammino, la direzione della tua strada e tu permetti a me di lasciar guidare i tuoi passi. Forse hai deciso, Matteo, di lasciare ai romani la possibilità di dirti quello che devi fare perché avevi un ritorno economico, ma da questo momento in avanti io voglio guidarti, io voglio
guidare la tua vita in ogni situazione. E l'invito che Gesù rivolge a noi ancora questa mattina: lasciamoci guidare dal Signore dovunque, dovunque Egli ci chiama, dovunque Egli vuole che noi andiamo. Noi vogliamo seguire Gesù. Non vogliamo chiedere se il posto è un posto favorevole o un posto difficile, se è una valle dell'ombra della morte, se è la valle di Baca, se è una valle di sofferenza o se invece è un luogo piacevole. No, ovunque il Signore ci chiama, noi lo vogliamo seguire. Vogliamo seguirlo appieno. Tante volte il Signore ci chiama in luoghi che noi non avremmo scelto, ma noi abbiamo deciso di seguire il Signore. Se abbiamo accettato questo invito di Cristo, noi lo vogliamo seguire dovunque. E quindi non è la questione del nostro interesse quella che deve guidarci, ma è semplicemente continuare a rimanere presso il Signore. Ci sono alcuni che seguono Gesù, ma a condizione che non li lasci mai lontani dalla loro famiglia, non li schiodi mai dalla casa a cui sono affezionati, dal terreno a cui sono legati, agli affetti, alle tradizioni, a tutte queste cose. No, noi vogliamo ricevere l'invito di Gesù e dire: Signore, ti seguirò dovunque, dovunque tu mi chiamerai, io ti voglio seguire. E non voglio questionare sulla qualità del luogo dove tu mi chiami a servirti, a lavorare per te, a testimoniare di te. Ovunque tu mi chiami, io ti seguirò fedelmente. Ancora Gesù chiede e invita Matteo e invita ognuno di noi: seguimi comunque. Seguimi comunque. Uno dei termini di questo passo che in qualche modo può essere tradotto, questo seguimi, è imitami. Imitami. Rendi la tua vita in perfetta somiglianza alla mia. Cioè seguimi comunque. Seguimi. Seguimi nell'imitare il mio comportamento, nell'imitare la mia parola, il mio amore, la mia potenza, la mia testimonianza, la mia mansuetudine. Seguimi comunque. In ogni caso, anche quando sarai spinto a prendere le tue decisioni, ad avere le tue reazioni, tu seguimi. Seguimi comunque. Fa quello che ho fatto io. Sii mio imitatore. Sii mia imitatrice. Continua a andare alla ricerca della somiglianza del figliuolo di Dio. Tante volte ne siamo portati a seguire il Signore, ma poi tante cose che avvengono nella nostra vita ci spingono a prendere le nostre decisioni, ad avere i nostri comportamenti. Ma dal momento in cui il Signore ci ha chiesto di avere la nostra vita nelle sue mani, noi lo vogliamo seguire comunque, anche quando può avere un costo, anche quando imitare Gesù può comportare di essere disprezzati, può comportare che la nostra reputazione non è stimata altamente. Noi vogliamo continuare a seguire il Signore, seguirlo comunque, seguirlo quando c'è la persecuzione, seguirlo quando non c'è un interesse materiale, seguirlo quando tutto ci va contro. Noi vogliamo seguirlo comunque. Matteo imparò la lezione, iniziò a seguire Gesù, iniziò a imitarlo e fu mansueto. La sua storia, almeno la tradizione racconta che lui morì dopo aver predicato, arrivò probabilmente anche in Etiopia a predicare e morì colpito da una scure di qualcuno che ovviamente non apprezzava che lui predicasse l'Evangelo. Ma la morte di Matteo da martire ci dice, in qualche modo ci suggerisce che sicuramente Matteo ha seguito Gesù comunque. E la domanda ce la dobbiamo porre anche noi. Siamo dei seguaci di Cristo comunque? Seguiamo il Signore anche quando le cose non sono a nostro favore? Seguiamo il Signore anche quando le circostanze ci spingono forse a fermarci nel cammino? Gesù dice: seguimi comunque, continua a venire dietro a me.
Ancora il Signore dice: seguimi sempre, seguimi sempre. In altre parole, appartienimi. Voglio che il tuo cuore sia di mia proprietà. Matteo era un uomo ricco, tant'è vero che subito dopo il verso che abbiamo letto lo troviamo a casa sua, in questa sua grande casa sfarzosa dove ha invitato Gesù e ha organizzato una festa. Matteo era abituato a essere un proprietario, era un proprietario di beni, un possidente di grandi ricchezze. Eppure il Signore gli dice: da questo momento non sarai più un proprietario, ma sarai una proprietà, sarai la mia proprietà, appartienimi, appartienimi, io acquisto il tuo cuore, io lo pago con il mio sangue, salgo sulla croce, muoio per te, eh, ti offro il perdono dei peccati attraverso il mio sacrificio sulla croce, perché tu mi appartenga e perché tu possa seguirmi sempre. L'invito di Gesù questa mattina per me, per voi, è: seguiamo sempre il Signore, seguiamolo incondizionatamente, non seguiamolo a stagioni, non seguiamolo a periodi, un anno di seguire Gesù e un anno di interruzione, un periodo di grande fervore e un periodo di apatia. Seguimi sempre. E Gesù non chiamò Matteo per dirgli: seguimi soltanto oggi, voglio dirti qualcosa oggi, ma Gesù chiamò Matteo perché lo seguisse sempre, perché gli appartenesse con tutto il suo cuore. Gesù vuole il nostro cuore, Gesù vuole il tuo cuore e il mio cuore, Gesù vuole i miei pensieri e i tuoi pensieri, Gesù vuole la mia forza e la tua forza, la mia volontà e la tua volontà. Gesù vuole che gli apparteniamo sempre. Abbiamo fatto un patto col Signore, parlo a quelli che sono scesi nelle acque battesimali. Non abbiamo fatto un patto col Signore per vivere nelle vie del Signore all'acqua di rose, per vivere a intermittenza, ma noi dobbiamo seguire sempre il Signore, seguirlo con tutto il nostro cuore, come ci suggerisce il grande comandamento: ama il Signore Dio tuo con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore. Seguimi, seguimi sempre. Se c'è qualcuno che ha smesso di seguire Gesù, se c'è qualcuno che non è più dietro a Gesù, se c'è qualcuno che non ha più seguito Gesù dovunque, si è fermato perché ha detto: no, questo luogo non è un luogo che voglio calcare e quindi non voglio seguire Gesù dovunque. Se c'è qualcuno che non ha seguito Gesù comunque, in ogni circostanza, se c'è qualcuno che non sta seguendo Gesù sempre, ma ha smesso di seguire con tutto il suo cuore il Signore, ha perso il primo amore, beh, questa parola è per te ed è per me. Gesù ti dice: seguimi. Gesù ti dice: seguimi sempre. Io voglio la tua vita. Io voglio possedere il tuo cuore. Io voglio che tu vieni dietro a me e ti lasci guidare da me, che tu mi imiti, che tu mi appartenga pienamente, che tu segua me incondizionatamente. Dal giorno in cui mi hai accettato, dal giorno in cui hai fatto un patto con me, beh, ti sei preso l'impegno, io voglio che tu lo mantenga fino in fondo, di seguirmi sempre, comunque e dovunque. Matteo lo fece. Matteo non ebbe bisogno di ulteriori convincimenti, non ebbe bisogno di un Gesù che continuamente lo spronasse: vieni, seguimi, non mi lasciare, non mi abbandonare. No, non c'era bisogno per Matteo, perché Matteo stava cercando il Signore e l'aveva incontrato. Gesù l'aveva raggiunto. Forse la ricerca di Matteo era stata una ricerca di anni e non sapeva dove andare, da chi andare. Ma sia benedetto il nome del Signore, che noi non possiamo andare da Lui, ma Lui viene a noi. E come è arrivato a Matteo, è arrivato a noi ancora questa mattina per dirci una sola parola. Di quante parole abbiamo bisogno da parte del Signore? Abbiamo il privilegio che il Figlio di Dio ci rivolge una parola. Beh, quella parola noi non la vogliamo far cadere a vuoto. Seguimi. E Matteo lasciò tutto, fece sul serio col Signore, si alzò e lo seguì. Questo è quello che vogliamo fare ancora noi questa mattina. Seguimi, dice il Signore, seguimi dovunque, senza vedere dove ti porterò. Tu seguimi, seguimi comunque, seguimi sempre. E tu avrai la garanzia che la meta finale di questo percorso meraviglioso accanto a me, dice il Signore,
sarà la gloria celeste, la salvezza, la comunione perfetta con me. Fratelli, seguiamo il Signore. Se qualcuno si è stancato, se qualcuno si è appesantito, forse anche in questo tempo in cui siamo confinati dietro a dei monitor e ci sembra più difficile essere incoraggiati dagli altri, abbiamo bisogno di trovare risorse spirituali dal nostro cuore. Gesù ci raggiunge questa mattina e non ci dice molte parole, ci ricorda la parola che ha cambiato la nostra vita. Seguimi. Amico, segui Gesù. Fratello, sorella, seguiamo Gesù e la nostra vita cambierà meravigliosamente. Dio ci benedica.